e invece si piglia, olè, no perché non mi gusta questo, olè, non mi gusta quest'altro, olè, però intanto, capito? È letteralmente immarcabile. Se la vede Gattuso. Amici bellini, lo so, è un po' tardi oppure un po' presto, non lo so quando lo vedrete questo video perché sapete che tra fuso orari, lastre di ghiaccio e cose varie non è facile da New York, ma da New York arriva il prossimo ospite, questa è una rubrica, è una cosa che voglio fare, le partite più importanti, fare un pre-tattico, un pre-gara con youtuber della squadra che andremo ad affrontare. Vi presento l'ottimo Eagle79, tifoso della Lazio, residente a New York, quindi godetevi questa intervista che è divisa in due parti. Questa parte ovviamente la state guardando qua, l'altra la trovate sul suo canale, trovate i link in descrizione, fate quello che dovete fare, lo sapete. E io so anche che molti di voi non sono iscritti al mio canale, è il momento di farlo perché voglio arrivare a 5.000 entro la fine dell'anno e so che lo potete fare perché ci sono dei numeri nascosti. Vabbè, andiamo. Amici bellini, abbiamo qui un ospite specialissimo, un nuovo amico che ho il piacere di presentarvi, Mr. Eagle. Qual è il numero? 79? L'età, sì, purtroppo, amico mio. Non solo tifoso della Lazio ma anche gestore del club Lazio New York, quindi la connessione tu non lo puoi vedere Eagle, però lo vedrai dopo. Nello sfondo io ho messo un pochino di Gotham City perché tanta roba, siamo tra di noi. E insomma, e poi dopo, dimmi. Poi dopo la nevicata dell'altro giorno, bellissima, no? Gotham sotto la Infatti, neve. e infatti gli amici sanno che a me mi è piovuto nell'appartamento perché si è ghiacciato un po' tutto sulla canalina. Ma come si dice? Che culo! Come si dice? Siamo New Yorkers, no? Andremo avanti fino in fondo. La gente a New York, capito? Vedi la gente che scarafaggi butta per strada, dice gli italiani un monete. No, it's fine, sono cagaroso, sono solo lo scarafaggio. Portaccio. All'inizio, appena arrivato, io così ho scioccato la gente che ammazzava gli scarafaggi, li buttava. Io, no, ma è New York. No, va bene. Poi alla fine, dopo 13 anni, siamo arrivati quasi. Normale amministrazione. Bravissimo, bravissimo. Allora, la domanda che un po' di napoletani si stanno facendo è come sta la Lazio? Perché qualche articolo che sta girando si parlava di qualche maretta nello spogliatoio. A me mi chiamano anche fake news perché io non credo mai a niente e quindi bollo certe notizie come fake news. Tu che sei un pochino più interno alla situazione, che ci puoi dire? Allora, diciamo che sicuramente a livello fisico arriviamo molto meglio di voi, anche perché dalle ultime, e mi dispiace per Osimhen e Mertens, non voglio toccare la situazione Insigne perché lì è abbastanza delicata, che poi Insigne è un ragazzo di Napoli e secondo me è un idolo, no? Per voi tifosi del Napoli, però secondo me quando è la sciarpa, la sciarpa, scusate, quando è la fascia un paio di mozzichi in più alla lingua te li devi dare, a prescindere da chiunque era. Mi dispiace quindi comunque perché è una bella partita, cioè mi dispiace per le defezioni che avete, per come sono avvenute. Da laziale dico meno male che c'hanno tre dei giocatori più forti che c'hanno davanti che mancano. Cioè la verità, perché vi manca il tridente, Insigne, Mertens, sicuramente Lozano ci purgherà tranquilli. La Lazio, come sta la Lazio? Hai visto, sono bravo, ho provato a andare via, a buttarla su... non stiamo bene, ragazzi, non stiamo bene, sicuramente c'è qualcosa, è successo qualcosa perché lo ha detto anche Simone nell'intervista, sicuramente c'è un po' di maretta. Dalle ultime partite che ho visto, alcuni dei nostri tenori sembra che stanno giocando più per avere migliori carte su FIFA, che aspettano che esce fuori il giocatore loro 89, 92, quindi fanno tutte queste cose per farsi via così. A differenza dell'altro anno, non sembra che giochino più per la Lazio, ma giochino per loro stessi. Sicuramente noi siamo arrivati al capolinea, nel senso, o ci riprendiamo adesso in campionato o la nostra stagione è da buttare, anche perché
battendovi, tra virgolette, scongiuri e tutto, me gratto, vi arriviamo a 2 punti. Dopo abbiamo il Milan, che anche il Milan lo incontreremo senza Ibrahimovic, che mi dispiace per i tifosi del Milan, fino a metà gennaio non lo rivedremo, però questo era anche l'incognita di prendere un quarantenne, no? Sono d'accordo con te, cioè fenomeno, finché regge, finché c'è lui e Dio, però c'è il rischio che poi Dio un po' si stanca e vorrebbe riposarsi al 7° giorno come tutti, quindi quello è la cosa negativa di avere un fenomeno come Ibra a 40 anni, magari a 25 Ibra ti devi sparare per farlo. Quindi diciamo che sotto questo aspetto la Lazio sta avendo un po' di fortuna, stranamente, sulla carta. Poi magari, come ti ho detto, veniamo a giocare a Napoli, Lozano ci fa tripletta, e andiamo a giocare a Roma contro il Milan e Hauge insieme a Barakoko Tiriti Tatata ci fanno 6-0. Quindi sulla carta fisicamente siamo meglio noi, ma non perché abbiamo meno infortuni. Infatti ritorna anche Acerbi apparentemente, che si era fatto male la penultima, ritorna, quindi nemmeno una settimana per recuperare. Stiramento, dicono, c'ho un po' di paura, perché poi se te lo scordi fino veramente aprile-maggio, come è già successo a noi e altri giocatori in altre squadre. Allora, quindi a sorpresa quasi il recupero di Acerbi. Si parlava di Leiva, che Leiva non penso che giochi, Leiva rimarrà in panchina, dovrebbe giocare Scalante, dietro dovrebbe essere lì c'è adesso, noi abbiamo creato un problema in porta, secondo me. Questo è interessante perché noi tifosi del Napoli conosciamo bene Pepe Reina e praticamente si è preso il posto, cioè Stracoscia è attualmente disponibile. Sì, già da molte domeniche. Secondo me abbiamo creato un problema, tra parentesi, perché rischiamo di bruciare un portiere bravo come Stracoscia, secondo il mio modesto punto di vista, perché comunque è giovane, c'ha 26 anni, no? Quindi per un portiere diciamo è abbastanza giovane. Speravo che Thomas prendeva Pepe come aiuto per crescere e non pensavo che invece Inzaghi dava tutto a Pepe, perché dico che ci creiamo un problema, perché Pepe è fortissimo, lo adoro, mi piace tantissimo anche la presenza che c'ha con la difesa, però Pepe quanto ti può dare? Un altro anno? Quest'anno è un altro? Poi ti ritrovi da capo a 12. Quindi io spero, vediamo quello che succede in porta, perché alcuni dicono che gioca Pepe, alcuni dicono che gioca Thomas. Dietro saremo con Felipe, Radu e Acerbi. Hotte dovrebbe andare a sedere in the panca, spero che non giochi Patrick, se no vado in pazzia. Esterni Marusic, Lazzari. A centrocampo avremo Luis, Milinkovic, amore mio, appunto Escalante, davanti ha vinto il ballottaggio Correa su Caicedo e Ciro prima punta. Chiaro, quindi è una base del 3-5-2 classico. Che te pare? Però Inzaghi cambia il 3-5-2. Tipo, uno ieri sotto al discorso dei Conte ha detto basta con questo 3-5-2. Sono morto. Conte è l'italico, no l'allenatore. All'ennesimo di PCM gli hanno scritto e basta con questo 3-5-2. Quindi è un po' come Inzaghi. Però è un 3-5-2 diverso da quello di Conte, perché si basa più su scambi, anche fantasia di Luis Alberto, c'è tutt'altro gioco. Poi c'è il fenomeno che secondo me, ragazzi, è il giocatore più forte che c'ha Lazio. Molti non capiscono che Milinkovic è più di Luis, perché Milinkovic c'ha meno magia di Luis, però è più professionista, sai, è più East Europe, di quelli quadrati, io lavoro, sto lì, e invece Siviglia, olè, no, perché non mi gusta questo, olè, non mi gusta quest'altro, olè, però intanto, capito, pallonetto, cose, non look, bravo, però dopo un po' ammorbi. Certo. Grande, vabbè, io è fortissimo. Io con Savic c'ho un debole da sempre. Quando ogni volta mi chiedono chi compreresti per il centrocampo del Napoli, da quando abbiamo mollato Hamsik, la mia risposta è sempre stata Milinkovic-Savic, perché quantità, qualità, gol.
Bravo, e poi non rompe mai le scatole, cioè nel senso nel frattempo il suo rompere le scatole magari lo vedi un po' triste in faccia e un po' sbuffoso, però non è che ha mai fatto, cioè sto ragazzo veramente hanno rischiato di comprarselo da 2 o 3 anni, Real Madrid, tutti, e non è che ci fosse stata una volta che ha detto oh basta, me ne vende, sempre tranquillo, sempre grazioso, sempre sempre che ti posso dire le foto con il joystick della Lazio con scritto Savic, lui che dice il sergente non molla il suo esercito, capito? Queste cose che comunque è un ragazzo giovane, un ragazzo che prima o poi lo vedremo giocare in un grandissimo club europeo. È chiaro. Spero non in Italia, anche che grandissimi club europei adesso in Italia purtroppo non ce l'abbiamo, secondo me c'è solo la Juve che è un po' troppo Ronaldo dipendente, e anche Ronaldo inizia ad averci un cyborg un po' di anni, vedi, ti gioca male la partita con l'Atalanta dove ti serve lui e non la vinci più con l'Atalanta, o il Benevento stessa cosa, cioè prendevano in giro la Lazio che è andata a pareggiare 1-1 col Benevento, ma te lo dimostra la stessa cosa che la Juventus è andata là convinta, come si dice a Roma, abbastanza con il membro arzillo, sì. A coso dritto, siamo andati a coso, la Juve è nata a coso, e invece Letizia sdaradà, la Lazio uguale è andata là, facile, primo tempo abbiamo presi a pallonate, l'ultimo minuto del primo tempo Squacquarella lì come si chiama Mortangueri ha fatto un gol a metà basta e poi si chiudono e non è più facile, quindi secondo me una squadra che veramente in Italia che può dar fastidio in Europa ancora non c'è, se non ritorna la Juve di Allegri, ragazzi, io... Anche perché Pirlo pare che tatticamente stia capendo che deve tornare a quelle robe là per essere più equilibrato. Giovanni, io ho un'ultima domanda per te, dopodiché ci sarà una seconda parte di questa intervista che, dico agli amici Bellini, troverete sul suo canale, quindi in descrizione trovate il link al suo canale per vedere la seconda parte dell'intervista. Tra un po' noi ci andiamo a vedere probabilmente la Juventus per capire un pochino che cosa succede, ma l'ultima domanda è un po', sai, un po' hai visto il movimento come è naturale? no, guarda, io purtroppo diciamo che se non c'era la Juve un po' di scudetti l'aveva vinti la Roma, quindi per noi è un po' una cosa agrodolce, diciamo, ci sta, è chiaro. Comunque la domanda è una curiosità, non so se tu hai una risposta in merito. Se la Salernitana facesse veramente il campionato che può fare e arriva alla promozione in Serie A, tu hai idea di cosa succederebbe con Lotito? Cioè se deve vendere, se deve usare un prestanome, come la vedi sta storia? Sì, la Salernitana a 10 giorni dalla fine del campionato inizia a perdere. Come sempre, come tutti gli anni, ragazzi. Cioè, se voi vi andate a vedere, io vado, non faccio pubblicità, vado qui vicino, c'è un ristorante pizzeria che sono di Salerno e vado lì perché abbiamo questo problema in comune, cioè Claudio Lotito. Allora loro mi hanno fatto in Champions, hai imbattuto in Champions. Allora io, pure voi primi in classifica, Allora lui mi guarda come per dire, vabbè scusa che ti ho fatto la battuta per la Champions, perché tanto sa che a gennaio non compriamo nessuno e niente, andrà a finire a tarallucce e vino, e la stessa cosa succederà ai poveri giù a Salerno, perché ragazzi, allora l'altro anno, no, 2 anni fa dovevano fare 2 punti in 8 partite per andarsi a giocare i playoff, hanno fatto 1 punto. No, vabbè, questo la dice tutta, e chissà se un giorno questo avverrà anche con il Bari, con De Laurentiis che è il figlio, insomma una situazione simile. Sì, ma infatti perché adesso si pensava che la Salernitana se la voleva comprare lui, addirittura per Della Valle, scusami, c'era De Laurentiis o Della Valle, però dato che De Laurentiis aveva già comprato il Bari, allora De Laurentiis e Della Valle sembrerebbe che stanno a provare a parlare di piazza la Salernitana dello Tito, ma lo Tito gli vuole dare una roba straordinaria. Mi sa che se fanno più soldi così
che a vince i campionati, può amico darsi, mio. questo è un dubbio che abbiamo tutti quanti, che quello sforzo in più magari non vale la pena perché basta una qualificazione in Champions per rimpinguare. Perché se tu però comunque pensi, no, se tu vai in Champions, ok, prendi i soldi, ma quanti premi ci stanno? A quanti soldi devi dare? A chi devi dare? Quanto gli devi dare? Quindi sono cose che noi tutte queste cose non le sapremo e di conseguenza, ok, sono andato in Champions, mo che fanno? Lo compri in centrale? È chiaro, è chiaro. Che ti dicono? Che sei andato a ottavi di finale, che lo fanno? Compri in centrale? Comunque basta che non piamo 7 gol col Bayern. Va bene tutto. Io vi auguro veramente il meglio perché il calendario del Napoli è di solito sempre una tragedia. Questa volta non ci possiamo lamentare, ma è andata malissimo alla Lazio perché tra tutte quelle che si potevano prendere questa è quella più proprio tosta, incredibile. Ragazzi, io ringrazio l'amico Giovanni e vi invito ancora ad andare a iscrivervi al suo canale e a vedere la seconda parte dell'intervista. Buona partita a tutti, domani ovviamente o stamattina perché dipende quando l'avrete visto questo video, non lo sappiamo. Lazio-Napoli, reazione, live, eccetera eccetera, e poi magari ci aggiorneremo con il grande Giovanni. Grazie Abbraccione. bello, alla prossima. Ciao. Amici bellini, vi siete iscritti al canale? Lasciate il like, se non vi siete iscritti al canale siete completamente pazzi. E se arriviamo a 5.000 iscritti io poi vi faccio un regalo. Estrazione a sorte, si chiama giveaway, da Brooklyn. Valerio Solido, no, Saverio Solido, non mi ricordo.